Amici all'ascolto, buon pomeriggio. È un momento cruciale per la Coppa del Mondo di salto ostacoli, il più ricco e prestigioso circuito di concorsi al coperto nel panorama internazionale. Ci si avvicina all'attesa finale di metà aprile e i cavalieri, che non hanno ancora conquistato i punti necessari per accedervi, giocano il tutto per tutto nei pochi appuntamenti di qualificazione che rimangono. La Lega dell'Europa occidentale, il raggruppamento che ci riguarda più da vicino, si sposta in Spagna, a Vigo, per l'11ª delle 13 tappe previste. Come di consueto, i punti per la World Cup vengono assegnati dalla categoria mista, di cui vi proponiamo un'ampia sintesi. Siamo nel pieno del percorso base, ultimato il quale i binomi senza errori e nel tempo accordato accederanno al barrage. In campo per il Portogallo l'amazzone Luciana Diniz, che monta Winning Mood, uno stallone dal mantello grigio di 11 anni, figlio di Darko. Sempre regolare il cammino di Luciana Diniz, che si è distinta particolarmente nelle tappe iniziali di questo circuito, quelle nordiche di Oslo ed Helsinki. Comunque sempre competitivo questo binomio, che nel segmento conclusivo del percorso non ha ancora commesso errori. L'ultima addirittura, la seconda delle due combinazioni previste, bene sulla gabbia, ancora un salto per Luciana Diniz e c'è l'errore sul verticale in bianco-azzurro conclusivo. Una macchia che però esclude Luciana Diniz dal barrage. L'amazzone portoghese non sa darsi pace. È conscia di aver portato a termine un percorso ottimo, davvero un peccato per l'errore sull'ultimo ostacolo. Dopo 10 tappe la classifica vede al comando Markus Henning con 64 punti. Il tedesco si è imposto nella tappa precedente, quella di Bordeaux. In seconda posizione troviamo appaiati Erik van der Vleuten, Olanda, più Switzer, Svizzera, e Philipp Weissaut, Germania, con 57 punti. A 53 Jessica Kürten, Irlanda, Kevin Stowe, Francia, poi a 52 Marco Kutscher, Germania. In 11ª posizione il migliore degli italiani, Natale Chiaudani, che ha 43 punti ed è più che mai lanciato verso la prestigiosa finale che si disputerà a Ginevra dal 14 al 18 di aprile. Chiaudani, che ha ottenuto punti pesanti con la sua Seldana e ha disertato gli ultimi 3 impegni di questa Coppa del Mondo. Unico rappresentante italiano a Vigo è Gianni Govoni, che vedremo in seguito. Ma ora spazio a Moline Barrière Johnson per la Svezia, altra amazzone molto quotata. Nella circostanza monta Actress V, una femmina di origine tedesca, viene dalla Westfalia e ha 11 anni. Per Moline Barrière il ritorno alle competizioni dopo la maternità, ormai da 2 stagioni ha ripreso a tempo pieno. C'è errore comunque sull'ultimo elemento, quello d'uscita della doppia gabbia. Per ora qualificati al barrage Patrice Delaveau, Caccina Mail, Francia, Pilar Lucrezia Cordon Muro, Spagna, in sella ad Herald, Judy Ann Melchior, Belgio, con Chacha Z. 3 i qualificati fin qui. Conclusiva del percorso per Moline Barrière. L'amazzone svedese va ad affrontare la gabbia in giallo-verde e poi ancora il verticale che è costato caro a Luciana Diniz. Non c'è errore, 4 le penalità nel tempo di 73,50 per la svedesina, che dunque non riesce a qualificarsi. Dopo Moline Barrière toccherà un ex campione europeo, si tratta del tedesco Marco Kutscher, in sella a Cash, binomio di grande affidabilità. Vi ricordo che il percorso
è articolato su 13 ostacoli, ma i salti sono 16, comprese 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Troviamo la doppia al numero 6 e poi, quasi in conclusione di percorso, al numero 12 la gabbia. Ecco la sagoma di Marco Kutscher, che ha vissuto le sue giornate di gloria proprio in territorio italiano, a San Patrignano. Nel 2005 2 medaglie d'oro a livello individuale con la squadra negli europei in sella a Montender. Molto regolare anche Marco Kutscher in questa edizione della Coppa del Mondo, ha raccolto punti un po' ovunque. Fuori quadro, con una prestazione al di sotto delle sue potenzialità, solo a Verona, nell'occasione dell'unica tappa italiana di questo circuito, inserita nell'ambito della Fiera Cavalli. Per ora non ha commesso errori e va a superare anche l'Oxer su Fosso, ora il verticale in bianco e viola. Sembra sicura la marcia di Cash, che è un castrone da Cartago, un Holsteiner di 11 anni. Immacolata la prova di Marco Kutscher, la sua classe, ed è il quarto qualificato per il barrage. Patrice Delaveau, Pilar Lucrecia Cordon Muro, Judy-Ann Melchior ed ora Marco Kutscher per la Germania. Molto qualificato il campo dei partenti di questo Gran Premio. Dopo Marco Kutscher vedremo esibirsi lo svizzero Beat Mendley in sella a Lewis, cavallo Oldenburg di 10 anni. Beat Mendley, grande esperienza per questo cavaliere nato nel 1969, che ha siglato la finale della Coppa del Mondo nel 2007 a Las Vegas in sella a Ideo Duteau, uno degli alfieri, mentre la grafica ci indica i qualificati, che per ora sono 4, uno degli alfieri di una squadra svizzera che sta letteralmente volando in questo periodo. Non a caso ha vinto il titolo europeo a squadre nell'ultima edizione della rassegna continentale a Windsor, lo ricordo, per l'Italia uno splendido argento. Ma intanto Beat Mendley, Lewis. Il percorso si apre con un verticale di tavole e barriere in bianco-rosso, poi l'Oxer verde-oro, quindi un altro dritto in bianco e blu, tavole e barriere, la triplice. Ricordo che l'altezza massima degli ostacoli secondo il regolamento è di 1,60 m, dopo la triplice verticale di 3 barriere bianche, ostacolo che immette alla prima delle 2 combinazioni, una doppia gabbia, Oxer verticale, Oxer in uscita. Bene anche qui lo svizzero, anche se con un pizzico di fortuna. Verticale arcobaleno, quindi Oxer su fosso. Ancora un dritto che ricorda la Federazione Equestre Internazionale. Un altro largo abbastanza imponente, e quindi la dirittura che prevede un verticale in giallo-verde e poi la gabbia verticale Oxer in uscita. L'ultimo ostacolo, questo verticale in bianco-azzurro, il solito accompagnamento sonoro per indicare il netto nel tempo accordato. Si qualifica dunque anche lo svizzero Beat Mendley in sella a Lewis. Già disputate le tappe di Oslo, Helsinki, Lione, Verona, Stoccarda, Londra, Mechelen, Lipsia, Zurigo, Bordeaux, ora Vigo, poi rimarranno
Göteborg dal 25 al 28 di febbraio, 's-Hertogenbosch e poi l'atto conclusivo, la finale di Ginevra, 14-18 aprile. Dal settore, dalla Lega dell'Europa occidentale, scaturiranno 18 nomi buoni per questa finale. E Natale Chiaudani è arroccato in una posizione invidiabile grazie all'ottimo comportamento, pur senza vittorie, in sella alla sua Seldana. Dopo Bert Mendley, un cavaliere francese, si tratta di Simon de Lestre che monta Napoli-Dury, cavallo di 9 anni, di origine tedesca, è un Oldenburg, errore in uscita dalla doppia gabbia. Naturalmente questa combinazione costituisce uno dei momenti più difficili, dei segmenti più delicati dell'intero tracciato. Ma non deve essere trascurata neanche la gabbia per l'ultimo ostacolo e poi l'ostacolo conclusivo, sul quale ha commesso errore, come abbiamo visto in apertura di collegamento, la portoghese Luciana Diniz. Ostacolo che sta per essere affrontato da Simon de Lestre, che comunque ha già commesso il suo primo errore. Rimangono 4 le penalità nel tempo di 68,30. Per ora in 18ª posizione in classifica c'è Albert Zuer, che però ha venduto il suo miglior cavallo Okidoki, 34 punti, potrebbe rischiare, mentre proprio Luciana Diniz è in 19ª posizione con 32 punti e senza quell'errore sull'ultimo ostacolo avrebbe reso più pingue la sua classifica e più fondate le speranze di accedere alla finale. Scarso invece il rendimento stagionale di questo ottimo cavaliere. Si tratta dell'olandese Gerco Schröder, che monta Eurocommerce Seattle, cavallo di 12 anni, di origine olandese. Per Gerco Schröder, in periodi decisamente più felici, 2 medaglie d'oro con la squadra, sia ai campionati del mondo che agli europei. Ha già commesso il suo primo errore. Gerco ha ottenuto la medaglia d'oro a squadre mondiale nel 2006 ad Aquisgrana, mentre il titolo continentale è arrivato a Mannheim nel 2007, titolo che aveva già conquistato a livello Young Riders, compreso quello individuale nel 99 a Ginevra. Poche partecipazioni quest'anno alla Coppa del Mondo per Gerco Schröder, che non ha a disposizione un parco cavalli fantastico come un paio di stagioni fa. Arriva anche il secondo errore per Seattle. Piace la geografia evidentemente a Gerco Schröder, tutti i suoi cavalli hanno nomi di regioni o di città. Bene invece sulla gabbia, ancora un salto, 2 errori, senza infamia e senza lode, il percorso di Gerco Schröder, che ancora una volta non va a punti. La scorsa settimana la 10ª tappa si è disputata in terra francese, a Bordeaux, la vittoria di Marcus Henning, che si è portato al comando della classifica con 64 punti. In quella circostanza c'è stato un finale davvero spettacolare. Intanto dobbiamo dire che c'è stato un barrage insolitamente riservato a soli 2 binomi, entrambi tedeschi. Marcus Henning appunto contro il connazionale Philipp Weishaupt. Intanto è in campo per il Brasile Bernardo Alves su Vancouver Dovre, stallone
di 12 anni, di origine belga. Vi dicevo della sfida all'Ok Corral fra Hennig e Weishaut. Proprio Weishaut è entrato in campo per primo, ha commesso un errore, dunque Hennig aveva la possibilità di prendersela comoda, di ultimare il netto e di vincere la categoria. A metà percorso è arrivato anche l'errore di Marcus Hennig, che a quel punto si è accorto di essere in ritardo, ha accelerato in modo impressionante nell'ultimo segmento del tracciato ed è riuscito a prevalere sull'avversario per un solo centesimo di secondo. Ed è riuscito a incamerare altri 20 punti per la classifica di uno dei cavalieri più regolari. Combina un pasticcio sulla gabbia Bernardo Alves, conclude con quelle 8 penalità nel tempo di 72,03 in pochi metri, dunque ha sciupato tutto, in pochissimo tempo ha dilapidato tutta la sua dote. Basta calcolare male i tempi per affrontare una combinazione del genere e si sciupa tutto. La regia spagnola ci ripropone appunto il momento di imbarazzo da parte di Bernardo Alves e Vancouver Douvret. Vancouver, nome che va più che mai di moda, città canadese che sta ospitando i Giochi Olimpici invernali. Per la Francia, Kevin Staut monta Le Prestige Saint-Lois, stallone di 11 anni, da Quidam de Revel, è un seul français. Avete visto nel riquadro il suo titolo prestigioso conquistato recentemente, la medaglia d'oro individuale agli europei di Windsor. Tra l'altro il campione continentale in carica sta onorando questo titolo anche in Coppa del Mondo. Con Saint-Lois si è dimostrato sempre affidabile, regolare, competitivo. Cavaliere nato nel 1980. Per ora qualificati Patrice Delaveau, Pilar Lucrezia Cordon Muro, Judy-Anne Melchior, Marco Kuscher, Beat Mendley. Bene sul verticale arcobaleno, 3/4 di tracciato per Stowe, che va a superare anche l'Oxer su fosso, verticale Fay, nessuna esitazione anche qui. Ottimo anche il superamento dell'Oxer. E adesso l'ultima dirittura, già di per sé complicata, e poi a questo aggiungiamo anche la stanchezza inevitabile. Parte conclusiva del percorso, un altro netto, si qualifica anche Kevin Staut, un'occhiata al cronometro, 74,63, siamo nei tempi accordati, dunque si qualifica anche il campione europeo individuale in carica e sarà un barrage divertente come di consueto. Si avvicina anche il momento per Gianni Govoni. Prima di lui però vedremo il tedesco Daniel Deusser che monta Cabreado, cavallo di 9 anni. Le immagini ripropongono ancora qualche salto rallentato di Kevin Staut ed eccolo Daniel Deusser. Bene nella tappa di Oslo, poi si è un po' perso. Daniel Deusser, classe 1981, ha centrato il secondo posto della finale 2007 della Coppa del Mondo a Las Vegas con quello che è stato il suo miglior cavallo, Air Jordan Z. Certamente più abbordabile questo tracciato rispetto quello della settimana precedente a Bordeaux. In pochissimi si erano salvati, soltanto 2 all'episodio conclusivo della categoria. Intanto arriva l'errore per Daniel Deusser, 2 tedeschi, Weishaut e Marcus Hennig, che al termine ha prevalso.
cavaliere più regolare attualmente in circolazione, senza ombra di dubbio, il più costante. Gabbia, ancora un salto per Daniel Deusser, un solo errore, 4 penalità nel tempo di 69,80, però non riesce a qualificarsi. Adesso toccherà al nostro Gianni Govoni. Il tempo per permettere all'azzurro di entrare in campo e alla regia di proporre verosimilmente l'errore, eccolo, commesso da Daniel Deusser su quel dritto. Questo invece è il superamento dell'Oxer. Gianni Govoni, cavaliere nato nel 67 a Finale Emilia, per lui 2 esperienze olimpiche, Barcellona-Sydney, e uno splendido quinto posto ai World Equestrian Games di Jerez de la Frontera nel 2002 in sella a Loro Piana a Vigna. Ripropone nella circostanza Boyeur, che è un cavallo di 16 anni, di origine tedesca, viene dalla Westfalia, e che è uscito dalla tappa di Bordeaux con un bottino abbastanza pesante, 4 errori, 16 penalità. Però in quella circostanza si trattava di un tracciato davvero impegnativo. Gianni Govoni, che comunque ha dato sfoggio della sua classe anche a Vigo, imponendosi in una delle categorie di contorno. Bene sulla doppia gabbia, verticale arcobaleno, Oxer su fosso, e qui c'è errore. Con la solita grinta Gianni Govoni va ad affrontare l'ultimo segmento del tracciato con verticale, gabbia e ultimo ostacolo. Errore anche in uscita dalla gabbia, scusate. Non c'è invece errore sull'ultimo ostacolo, 8 penalità per il nostro rappresentante. Gianni Govoni a Boyeur, un cavaliere che nelle ultime stagioni ha davvero ottenuto risultati lusinghieri e sta ancora cercando la migliore intesa con questo saltatore tedesco. Il tempo per rivedere i 2 errori di Gianni, e poi è la volta di Ares Molders per l'Olanda, che monta Equus Oliver Q, uno stallone sauro di 14 anni e di origine olandese. Ares Molders, classe 1980. 6 i qualificati fin qui: Patrice Delaveau, Pilar Lucrecia Cordon Muro, Julian Melchior, Marco Kuscher, Bert Mendley, Kevin Stowe. C'è certamente l'impronta degli svizzeri in questa Lega dell'Europa occidentale della Coppa del Mondo. Infatti le prime 2 tappe, quelle nordiche di Oslo ed Helsinki, sono state dominate da Daniel Etter, poi un altro elvetico a bersaglio nella terza tappa, quella di Lione. L'egemonia svizzera è stata interrotta proprio a Verona da un grande Michael Whittaker, poi a Stoccarda, profeta in patria, Ludger Beerbaum ha raccolto 20 punti. Nella tappa di Londra il successo per l'olandese Erik van der Vleuten. A Mechelen, a sorpresa,
il giapponese Sato, mentre si qualifica anche l'olandese Harris Molders con Equus Oliver Q, settimo qualificato per il barrage. Eravamo rimasti alla settima tappa, quella di Mechelen, poi a Lipsia ha confermato il suo ottimo momento Jessica Curtin per l'Irlanda con la sua Castle Forbes Libertina. La carovana è tornata in Svizzera, a Zurigo, per la nona tappa e non ha perso l'occasione per raccogliere punti. L'elvetico Steve Gerda, che ha ritrovato un Tresor finalmente in condizione eccellente. Come già ricordato nella tappa precedente, che era la decima, il sigillo del tedesco Markus Henning. Ora per l'Australia Edwina Alexander, che monta Cevo Socrates, cavallo di origine belga, un sauro di 15 anni, un altro figlio di Darko. Edwina Alexander molto regolare, le manca la vittoria, ma spesso ha ottenuto piazzamenti importanti anche in questa stagione. Ricordiamo che ha fallito per un soffio il podio ai Giochi Equestri Mondiali del 2006 ad Aachen, quarto posto in sella a Isovlas Pialotta. Amazzone nata a Sydney nel 1974, che da parecchie stagioni si è trasferita per vivere e lavorare nel vecchio continente. Il grande temperamento per Edwina Alexander, che ormai ha esperienza da vendere, non sottovaluterà certamente l'ultima addirittura, ha superato il primo verticale, ora la gabbia, ottimamente anche in uscita, ancora un salto, l'intervento energico dell'amazzone australiana per portare al di là dell'ultimo ostacolo il suo Cevo Socrates, che si è comportato davvero bene e merita le carezze della sua amazzone. Ottavo binomio qualificato per l'Australia, Edwina Alexander e Cevo Socrates. Abbiamo ripetuto mille circostanze che nell'equitazione uomini e donne gareggiano assolutamente alla pari. Molto spesso sono le amazzoni a prevalere. In una delle tappe proprio di questa stagione abbiamo avuto 3 donne ai primi 3 posti, e anche a Vigo la presenza femminile è cospicua, già qualificate per il barrage: Pilar Lucrezia Cordon-Muro per la Spagna, Judian Melchior per il Belgio, l'abbiamo appena visto, Edwina Alexander per l'Australia. Ora Steve Gerda per la Svizzera, monta Jaliska Solier, una femmina di 13 anni, Saint-Français. Steve Gerda, che nelle prime tappe aveva raccolto la miseria di 6 punti e poi si è riscattato nel migliore dei modi, proprio davanti al suo pubblico, aggiudicandosi la nona tappa, quella di Zurigo. Steve Gerda, classe 1982, figlio d'arte, medaglia d'argento agli europei di San Patrignano con Isovlas Pialotta, poi con la squadra ha troneggiato a Windsor. Terzo, lo ricordiamo, nella finale della Coppa del Mondo del 2007 a Las Vegas, proprio con Tresor, che ha montato a Zurigo. Ora si affida a Jaliska Solier, però in questo scorcio di stagione Steve sembra poter contare su 2 cavalli al massimo della condizione. Dunque sarà un brutto cliente, un cliente scomodo per tutti nella finale, che sarà ospitata proprio da Ginevra
Si qualifica, sbuffa dopo l'ultima fatica Steve Guerdà, un'altra bella prestazione, arriveranno punti anche dalla trasferta spagnola per Steve Guerdà. Ottimo dunque con entrambi i cavalli. Trésor, ora Gelis Cassolier, e il risultato è sempre ottimo. Qualificato Steve Guerdà con Gelis Cassolier, nono binomio, che vedremo ancora. La regia in questa circostanza non può proporci errori perché non ce ne sono stati. Propone invece il primo piano per il francese Julien Epaillard, che monta Cantaca de Petra, cavallo di 12 anni, c'est français. Julien Epaillard è nato nel 1977. Buona la sua carriera giovanile, con un oro individuale e un argento a squadre ai campionati europei Young Riders di Klagenfurt nel 96, poi 2 anni dopo, nella stessa manifestazione, ha ottenuto il bronzo con la sua squadra a Lisbona. Ma è già arrivato il suo primo errore. Sono ancora tanti gli ostacoli da affrontare. Sembra abbastanza sfiduciato Julien Epaillard, che ha cominciato male e sta continuando peggio. Evita di affrontare la doppia gabbia, una decisione saggia perché non è proprio giornata per Cantaca de Petra. Esce di scena dunque molto prematuramente Julien Epaillard. Ancora da vedere Leon Teyssen, Pius Schwitzer, Dennis Lynch, Michel Robert e Alvaro Miranda. Pallone largo per Totti, al volo si coordina, che gol ha fatto! Gioca a calcio e non con la tua vita. Non usare le droghe. Colpo di rete, Maxence! Stai in difesa della vita. Metti la droga in fuorigioco. Vivere è una gioia. Scegli di farlo. Di no alla droga. Daniele De Rossi! Riprendiamo il racconto dell'11ª tappa della Lega d'Europa Occidentale della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, con il percorso dell'olandese Leon Teyssen che monta Tinky Winky. Intanto nel riquadro i qualificati, che fino a questo momento sono 9. Tinky Winky, cavallo di 10 anni di origine olandese dal mantello grigio, che prima di entrare in campo ha manifestato qualche segno di nervosismo, replicato poi prima dello scatto della fotocellula, dunque facilmente rimediabile l'imprevisto per Leon Teyssen. Vediamo se questa inquietudine da parte di questo grigione continuerà durante il percorso. Sembra comunque aver ripreso fiducia Tinky Winky, che va a superare anche il verticale di tavole e barriere e poi l'oxer seguente. Verticale abbastanza delicato, questo composto da 3 barriere bianche, e poi la prima delle 2 combinazioni, la doppia gabbia, ha ripreso sì coraggio Tinky Winky, ha avuto pazienza Leon Teyssen, non ha usato le maniere forti. D'altronde si tratta di cavalli sempre molto disponibili, però anche abbastanza nevrili. Tutto quello che li circonda li può disturbare, basta poco, basta la luce di un telefonino, uno spettatore che si alza improvvisamente per spaventarli. Sembra comunque aver trovato la giusta rotta di crociera Tinky Winky, e in effetti si qualifica anche Leon Teyssen per l'Olanda. Secondo cavaliere olandese qualificato, sembra non crederci Leon Teyssen da come era cominciata la sua avventura a Vigo. Invece poi il pomeriggio
è diventato piuttosto dolce e sarà fra i primissimi, lo rivedremo anche in barrage. Adesso vedremo nell'ordine Pius Switzer, Dennis Lynch, Michel Robert e Alvaro Miranda, a conclusione del percorso base. 9 i binomi che fin qui non hanno commesso errori nel tempo accordato. Pius Switzer con Ulisse, cavallo di origine belga di 13 anni, il bracciale, che testimonia la leadership di questo cavaliere elvetico nel circuito di Coppa del Mondo, estremamente positivo, colui che ha dato una grossa mano alla sua squadra per imporsi nel campionato europeo di Windsor. Ha già ottenuto un secondo posto nella tappa di Oslo. Il cavaliere è nato nel 1962, quarto con la squadra anche nella più recente edizione dei Giochi Olimpici estivi nel 2008, Olimpiade pechinese, le prove equestri ospitate da Hong Kong. In quella circostanza Switzer montava Noblesse M. Switzer che per il momento è in terza posizione dopo 10 tappe, anzi in seconda posizione a pari merito con Eric van der Vleuten e con Philipp Weissaut, con 57 punti, davanti a lui soltanto il tedesco Markus Henning, vincitore della tappa precedente a Bordeaux. Però con un buon percorso l'inquadrato più Switzer avrebbe buone possibilità addirittura di scavalcare il leader attuale della graduatoria. Addirittura conclusiva, verticale, gabbia, benissimo anche qui, è una vera e propria macchina Ulisse, ben assecondato dal proprio cavaliere, un percorso apparentemente agevole, così non è, però grande la disinvoltura con cui si sono qualificati Switzer e Ulisse. E dunque si tratta dell'11° binomio qualificato per il barrage. Ancora 3 da vedere, cominciamo con Dennis Lynch per l'Irlanda, che monterà All Inclusive, cavallo di 11 anni, un baio di origine tedesca, viene dalla Westfalia. Ancora alla ricerca di un saltatore all'altezza di Lantinus. Lynch è nato a Tipperary Town nel 1976. Prime 4 penalità ed è francamente difficile prevedere l'inserimento in finale per l'irlandese, anche se restano ancora le 2 tappe di Göteborg e 's-Hertogenbosch. Fardello raddoppiato, siamo a 8 penalità, resta ancora parecchia strada da fare. Ultimo salto, diventano 3 gli errori nel tempo di 69,98, percorso da dimenticare dunque per Dennis Lynch, che lascia la compagnia, e qui
la regia spagnola può sbizzarrirsi, probabilmente proporrà i 3 errori in sequenza del cavaliere irlandese. Ecco il primo. E gli applausi che sentite sono quelli immancabili quando entra in campo ovunque, su qualunque palcoscenico, l'inquadrato Michel Robert. Un attimo d'attesa, poi comincerà il suo percorso in sella a Quelle de Pépita, una femmina di 12 anni, Salle Français, che Michel Robert con tanta pazienza e tanto mestiere sta cercando di portare ai massimi livelli. In verità non sempre la cavalla si è dimostrata disponibile, anche se dispone di buoni mezzi. Michel Robert ha un curriculum davvero invidiabile, con medaglie olimpiche, 2 bronzi con la squadra a Seul, Barcellona. A livello di campionati del mondo, un argento e un bronzo individuali, un oro, un argento e un bronzo con la squadra, poi tantissimi sigilli in ambito continentale. Per un cavaliere non più giovanissimo, nato nel 48, ma sempre di grandissima classe, e lo abbiamo visto anche recentemente con un entusiasmo integro. L'errore sull'ostacolo che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, e ancora una volta deve ritardare l'appuntamento con un netto a questi livelli, Quelle de Pépita, che se la cava bene invece sulla gabbia. L'errore, il solito, sull'ostacolo in bianco-azzurro, quello conclusivo, che ha costituito un problema insormontabile per diversi concorrenti. Le dimensioni dell'ostacolo, la distanza, il fatto che arriva dopo il superamento di una gabbia, poi certamente anche l'accumularsi della stanchezza a fine tracciato. L'ultimo binomio in campo nel percorso base brasiliano, Álvaro Miranda monta Piccolien Zendelroost, femmina di 13 anni di origine olandese. Per ora 11 qualificati. Vediamo se arriveremo a una dozzina. E certamente abbiamo notato una differenza di percorsi tra una tappa e l'altra. I protagonisti sono più o meno quasi sempre gli stessi, però il numero dei concorrenti che giungono al barrage è estremamente diverso. Lo ricordo, a Bordeaux soltanto 2, ora sono già 11 e resteranno 11 perché arriva l'errore di Álvaro Miranda. Dunque 11 binomi si contenderanno la vittoria, questa categoria mista di Vigo, e i punti per la Coppa del Mondo. Tanti di questi sono già nelle zone alte della classifica provvisoria, altri sono alla ricerca quasi disperata di punti per arrivare alla finale. Vedremo se prevarrà la fame di punti, la smania di arrivare all'episodio conclusivo di questa prestigiosa manifestazione, oppure la serenità di chi comunque ha già garantito un posto al sole. Un buon percorso decisamente quello di Álvaro Miranda in sella a Piccolien Zendelroost, però pesa sulla prestazione del brasiliano l'errore che molto probabilmente la regia riproporrà fra non molto. Si conclude qui il percorso base ed ora spazio per i migliori 11. Eccolo l'errore citato in precedenza sull'ostacolo numero 3, il verticale di tavole e barriere.
Dunque è un barrage a 11 con Patrice Delaveau, Francia, Pilar Lucrezia Cordon-Muro, Spagna, Judian Melchior, Belgio, Marco Kuscher, Germania, Beth Mendley, Svizzera, Kevin Stowe, Francia, Harry Smulders, Olanda, Edwin Alexander, Australia, Steve Gerda, Svizzera, Leon Theissen, Olanda, Pius Schwitzer, ancora un elvetico. 11 qualificati sui 33 binomi al percorso base, 11 in barrage, 2 per la Francia, uno spagnolo, un belga, un tedesco, 3 svizzeri, 2 olandesi e un'australiana. Al francese Patrice Delaveau in sella a Caccina Mail il compito di aprire l'episodio conclusivo di questa categoria. Il percorso ridotto misura 320 metri, il tempo accordato è di 55 secondi, 8 ostacoli da superare, ma in effetti i salti sono 9, rimane una combinazione, una gabbia. Arriva l'errore per Patrice Delaveau. In caso di ulteriore parità di penalità classificherà il tempo impiegato proprio su questo ultimo percorso e vi sarete accorti, amici all'ascolto, che è cambiata decisamente l'andatura. Non serve più soltanto la precisione sui salti, ma è indispensabile anche rapidità, maneggevolezza, velocità. Conclude con 4 penalità nel tempo di 46 e 93 Patrice Delaveau. Ha preso i suoi rischi, soprattutto nella parte iniziale del tracciato. Il cavaliere francese ha risposto abbastanza bene Caccina Mail. D'altronde chi entra in campo per primo, soprattutto in occasioni come questa dove gli avversari sono tanti, barrage affollatissimo, chi entra in campo per primo ha tutti gli svantaggi possibili perché non si hanno punti di riferimento. Tutto il calore del pubblico spagnolo per Pilar Lucrezia Cordon-Muro, che monta Herald, uno stallone di 12 anni, viene dalla Germania, un Holsteiner. Unico rappresentante di casa a Vigo, un amazzone, Pilar Lucrezia Cordon-Muro. Vediamo se si accontenta di far parte dell'elite di questa categoria oppure se vorrà ottenere un risultato ancora migliore. Comincia male però con l'errore che avete appena visto. Questa originariamente sul percorso base era una doppia gabbia, è diventata una gabbia, comunque 2 soli salti su quell'ostacolo. È anche molto più lenta rispetto a Patrice Delaveau. Parte conclusiva del percorso per l'amazzone spagnola che aggredisce l'ultimo segmento. Inevitabile l'errore su quel verticale, affrontato in modo abbastanza spericolato, e conclude con 12 penalità nel tempo di 49 e 06. Finirà piuttosto in basso in classifica, però per lei la soddisfazione di aver raggiunto il barrage, di essere compresa fra gli 11 che sono riusciti a completare il percorso base senza errori nel tempo accordato. Via una mazzone, ora toccherà un'altra. Si tratta di Judian Melchior per il Belgio, monta Chacha Zed, femmina di 10 anni da Cartago. L'esile figura di Judian Melchior, molto graziosa, dispone di un parco cavalli interessante, ormai ha acquisito una discreta esperienza a questi livelli. E vediamo se arriverà il primo doppio netto del pomeriggio di Vigo. Per ora 4 penalità del francese Delaveau, 12 per la spagnola Cordon-Muro. Sembra particolarmente determinata l'amazzone belga, fin qui pulitissimo il suo percorso,
grande grinta, come di consueto, e competitività decisamente importante. La musica accompagna il primo doppio netto del pomeriggio, dunque per Judy-Ann Melchior, percorso netto in 51 e 61. Direi che dopo i primi due percorsi l'amazzone belga ha optato per una strategia abbastanza prudente, ha badato soprattutto a non commettere errori senza accelerare troppo, infatti il suo tempo è molto alto e l'impressione è che sia decisamente battibile. Però da questo momento in poi chi vorrà imporsi non dovrà commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 51 e 61 di Judy-Ann Melchior. Subito un brutto cliente per lei, si tratta dell'ex campione europeo Marco Kuscher che monta Cash. Kuscher attualmente in settima posizione con 53 punti. Sono chiare fin dai primi tempi di galoppo le sue intenzioni, il tedesco sta accelerando e anche a occhio sembra decisamente più veloce rispetto a Judy-Ann Melchior, addirittura 2 secondi in meno rispetto all'avversaria belga. Bella questa inquadratura per Marco Kuscher, la sua concentrazione, va ad aggredire l'ultima parte del percorso. Ha usato forse troppo su questa girata, errore al verticale, 4 penalità nel tempo di 44,92, era velocissimo Marco Kuscher, però pesano quelle 4 penalità e dunque resta al comando Judy-Ann Melchior, unica fin qui a non commettere errori in barrage in sella Cha-Cha Z. Adesso un altro grande combattente, si tratta di Beat Mendley per la Svizzera con Lewis. Mendley attualmente è 14esimo con 40 punti, 20 dei quali conquistati nella terza tappa, quella francese a Lione. Ancora spazio per una riproposizione rallentata dell'errore di Marco Kuscher. Ora Beat Mendley, Svizzera, già vincitore di un'edizione di finale di Coppa del Mondo. Grande esperienza per lui, ripassa per così dire la lezioncina alla disposizione degli ostacoli, cerca di scrutare sul tracciato e verificare dove sia possibile guadagnare qualche decimo di secondo prezioso, perché no qualche centesimo. Ricordiamo che nella tappa precedente a Bordeaux soltanto un centesimo ha diviso il vincitore Markus Henning dal secondo arrivato, l'altro tedesco Philipp Weishaupt. Da battere il 51 e 61 di Judy-Ann Melchior, in caso di percorso netto ovviamente. Mi sembra che Beat Mendley abbia optato per una strategia mediana, non un'andatura lenta ma nemmeno forsennata. Si è accorto che ci sono insidie anche in questo barrage, su questo percorso, dunque importantissimo portare a casa intanto il netto e poi cercare di essere più veloce rispetto ai rivali, ma senza prendere rischi enormi. E ce la fa, di poco ma ce la fa, 50 e 29, beh, neanche tanto poco, più di un secondo si porta al comando Beat Mendley con Lewis. 50 e 29 il nuovo limite da battere. Tanto per cambiare al comando uno svizzero, ma arriva immediatamente la sfida del campione europeo in carica, il francese Kevin Stowe, che monta Le Prestige Saint-Lois. Impeccabile lo stile di Beat Mendley, uno dei più esperti fra i cavalieri elvetici. Sono tanti gli svizzeri bravi e in grado di
lavorare con materiale di prim'ordine. Il cocktail dunque porta risultati importanti per la squadra svizzera, sia a livello di equipe che a livello individuale. Intanto una brutta avventura per Kevin Stoll e Prestige Saint-Lois. Fa le bizze, il rifiuto pesante, ormai fuori corsa per le prime posizioni, il campione europeo. D'altronde basta un niente, la disobbedienza di fronte a uno degli ostacoli, guarda caso, più vicini al settore dove c'è il pubblico. Chissà se proprio qualcuno qualcosa ha disturbato Le Prestige Saint-Lois, che comunque è abbastanza nervoso e nel tratto piano scalcia, lo vediamo, ma questo è un vezzo che ha abbastanza abitualmente, molto spesso lo abbiamo visto portare a casa percorsi importanti anche con questa licenza che si concede. Da considerare anche un fuoritempo abbastanza importante, 63-26, sono 17 in totale le penalità per il cavaliere francese. Cavaliere francese che riporta il suo Le Prestige Saint-Lois proprio sul luogo dove è avvenuto il primo scarto, dove si è verificata la disobbedienza che poi ha compromesso l'intera gara. Abbiamo già visto 6 dei qualificati, adesso nell'ordine toccherà a Ares Molders, poi Edwin Alexander, Steve Gerda, Leon Theissen e Pius Switzer. Sempre nel mirino il 50-29 di Bert Mendley. Ares Molders, Olanda, in sella a Equus Oliver Q, stallone dal mantello sauro, di 14 anni e di origine olandese. Ecco la classifica provvisoria con fin qui soltanto 2 protagonisti a non aver commesso errori nell'intero pomeriggio. Più veloce dei due, Bert Mendley per la Svizzera. L'errore per Smolders, che adesso, la prima impressione almeno è questa, ha tirato un po' i remi in barca, sta rallentando, cercando di non compromettere del tutto la sua prestazione. Potrebbero arrivare punti importanti da questa trasferta. Non ha rischiato troppo su quel verticale. Ora fase conclusiva del tracciato, rimane isolato quell'errore, il tempo di 50-34, 4 le penalità per Ares Molders, Equus Oliver Q. Sempre al comando Bert Mendley, che sta assaporando il gusto di un bis in questa stagione di Coppa del Mondo, già a bersaglio nella terza tappa, quella di Lione. Però ovviamente qualcuno non è d'accordo, a partire dall'australiana Edwin Alexander, che può contare su un Cevo Socrates che in diverse circostanze ha già dimostrato di possedere quelle doti di maneggevolezza, di duttilità, di rapidità che sono indispensabili in finali di queste categorie, dove conta anche il tempo. È partita in modo prudente l'Amazzone australiana, poi sta via via accelerando in prossimità di quella che è rimasta l'unica combinazione, superata anche la gabbia. Ed è in vantaggio per 70 centesimi rispetto a Bert Mendley. Ora deve amministrare la propria dote Edwin Alexander, sempre con la massima attenzione nei confronti degli ostacoli, perché un errore, anche se più veloce rispetto all'avversario, la porterebbe
alle spalle dello svizzero. In alto il tempo da battere, sì, battuto nettamente di oltre 1 secondo e mezzo. Si porta al comando l'australiana Edwina Alexander con Cevo Socrates. Abbiamo spesso detto della regolarità di questa amazzone di Sydney, alla quale manca la soddisfazione di un bersaglio pieno, tanti piazzamenti, e questa potrebbe essere la volta buona, un risultato che meriterebbe, però devono ancora scendere in campo Steve Gerda, Leon Theissen e Pius Schwitzer. Nessuno di loro ovviamente regalerà nulla. 48,75 il tempo da battere. L'impressione è che si possa far meglio, già qualcuno l'ha fatto, che però per essere così rapidi bisogna prendere dei rischi, non dico esagerati, ma importanti. Per cui la posizione di Edwina Alexander è invidiabile. Lei è stata discretamente veloce, però è già stata perfetta sugli ostacoli. Compito che adesso aspetta Steve Gerda per la Svizzera con Jalis Cassoulier. Steve Gerda, il vincitore della tappa di Zurigo con Tresor. Nella circostanza si affida a Jalis Cassoulier, che è una femmina di 13 anni Saint-Français, che per ora ha 1 secondo di vantaggio, non ha ancora commesso errori, spinge ancora sull'acceleratore Steve Gerda, che si è via via ingolosito, visto che i suoi cavalli sono arrivati al top della condizione, pare al momento giusto, ci prova, non potrebbe essere altrimenti. Poi l'intervento del cavaliere, che non riesce però a evitare l'errore sull'ultimo ostacolo, era decisamente più veloce rispetto ad Edwina Alexander, oltre 2 secondi e mezzo. Possiamo dire che ha voluto strafare Steve Gerda, si è accorto ben presto di essere più veloce rispetto all'amazzone australiana, ma evidentemente temeva Leon Theissen e soprattutto il connazionale Pius Schwitzer, che sarà l'ultimo a scendere in campo. Dunque aveva deciso di prendere un vantaggio consistente, troppi i rischi e l'errore sull'ultimo ostacolo del tracciato. Sempre al comando Edwina Alexander, ripetiamo ancora il suo tempo, 48,75. Aveva letteralmente volato Steve Gerda, 46,09. Vediamo quale sarà la tattica adottata da Leon Theissen e Tinky Winky, che non si può mai dire coi cavalli, sembra un po' più rilassato rispetto all'uscita precedente, dove aveva fatto le bizze prima di cominciare il suo percorso e poi invece sul tracciato era risultato impeccabile. L'errore sul verticale gabbia, quindi soltanto Pius Schwitzer potrà togliere la sospirata vittoria a Edwina Alexander. Edwina Alexander, che attualmente è in 15ª posizione con 40 punti. Va incontro al suo secondo errore Leon Theissen, e conclude con 8 penalità nel tempo di 51,95. Era più lento comunque rispetto all'amazzone australiana che guida la classifica. Può essere battuta soltanto dal binomio che vediamo inquadrato. L'elvetico Pius Schwitzer monta Ulisse, cavallo di 13 anni di origine belga. Attualmente è in seconda posizione, a pari merito con Van der Vleuten e Weissaut, alle spalle di Marcus Henning. Schwitzer fin qui sempre regolare, ha ottenuto punti a Oslo, poi a Verona
a Stoccarda, a Londra. Sono arrivati 9 punti anche dalla tappa più recente, quella di Bordeaux, e adesso la grande chance per incamerare addirittura 20 punti. Per riuscire nell'impresa dovrà essere più veloce rispetto a Divina Alexander, dovrà scendere sotto i 48 secondi e 75 centesimi dell'australiana, ovviamente senza commettere errori. Ulisse ha nelle gambe la possibilità di esprimersi a questi livelli, e vediamo che la partenza di Schwitzer è stata davvero bruciante, la gabbia, bene anche qui. Vediamo il raffronto fra i tempi intermedi, è in vantaggio di quasi un secondo il cavaliere rosso crociato. Ultimi salti per Pius Schwitzer e Ulisse sulle tracce della fuggitiva Edwin Alexander. L'errore sull'ultimo ostacolo. Non era l'ultimo ostacolo, era il terzultimo. La vittoria va a Edwin Alexander. 46-95, pesano però i due errori, dunque butta al vento la possibilità di vittoria Pius Schwitzer. Successo meritatissimo finalmente per l'amazzone australiana Edwin Alexander Cevo Socrates, che incamera 20 punti, 48-75 con il doppio netto del pomeriggio. In seconda posizione per la Svizzera Beat Mendley con Lewis. Al terzo posto troviamo Julian Melchior, ottima in sella Ciaccia. Quarto è Marco Kuscher con Cash. Al quinto posto Steve Gerda con Jaliska Solier, mentre per Gianni Govoni e Aboyer 24esima posizione senza punti. Dopo 11 tappe, dunque, a 2 frazioni dal termine, Pius Schwitzer e Marco Kutscher sono riusciti a superare Marcus Henning. Schwitzer 66 punti, Kutscher 65, Henning 64, poi troviamo proprio Edwin Alexander che ormai è a quota 60 in quarta posizione, quinto è Kevin Stowe con 59 e Natale Chiaudani è in 13esima posizione con 43 punti, però sempre in corsa per disputare la finale di Ginevra. Per l'equitazione è tutto, restituisco la linea allo studio.